regionale del Movimento 5 Stelle. Intanto vi ringrazio di essere venuti. Vi devo dare subito una notizia: alcuni di voi avranno letto nelle locandine che questo incontro sarebbe stato moderato da Tommaso Cerno, il nuovo direttore del Messaggero Veneto, e come vedete il direttore non c'è. Ci ha detto che siccome noi avevamo preannunciato a questo incontro anche la presenza del vicepresidente della Camera dei Deputati Luigi Di Maio, che doveva essere qui con noi anche lui, ma per impegni non è potuto venire, quindi il direttore del Messaggero ha ritenuto non opportuno o comunque non interessante questo convegno e ha declinato l'invito. Quindi questa sera modererò io con i nostri ospiti, che passerei subito a presentarvi. Abbiamo il presidente Franco Rotelli, presidente della terza commissione regionale che si occupa di sanità e welfare. Abbiamo il segretario regionale della CGIL Franco Belci. Abbiamo l'assessore Loredana Panariti, assessore al lavoro, alla formazione, all'istruzione e anche a tante cose, ma diciamo queste che ci interessano per questa sera. E il vicepresidente della Camera dei Deputati Walter Rizzetto, vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati Walter Rizzetto. Diciamo così, modificato il ruolo, ma insomma lei è il futuro del Movimento 5 Stelle. Io, come detto, vi ringrazio di essere venuti. Questa sera parleremo, come sapete, del reddito minimo garantito. Ne parleremo perché abbiamo come Movimento 5 Stelle depositato una proposta di legge già 7 mesi fa, dopo quello che è stato un percorso partecipativo con i nostri elettori, attivisti anche sul web. Questa proposta di legge è arrivata in commissione, è la prima e anche unica delle proposte di legge che abbiamo depositato finora a raggiungere una delle commissioni consigliari e a avere quantomeno la possibilità di essere illustrata, però da allora l'iter si è sostanzialmente fermato. Noi a luglio abbiamo presentato un ordine del giorno alla Giunta Serracchiani, che poi è stato anche approvato, accolto, dove impegnavamo la Giunta a iniziare quantomeno una sorta di sperimentazione di quello che è l'istituto del reddito minimo garantito nella nostra regione. L'ordine del giorno è stato accolto, era anche a firma lunga, quindi vuol dire che anche altri colleghi consiglieri l'hanno firmato, però appunto da lì lo stesso sono passati dei mesi, ma la nostra proposta di legge, o quantomeno anche altre proposte, non sono mai arrivate in commissione per essere discusse. Adesso recentemente la Giunta ha presentato la finanziaria per il 2015, c'è uno stanziamento di 10 milioni di euro che dovrebbero essere quantomeno l'inizio del percorso di questa sperimentazione prevista per il prossimo anno, ma di fatto ancora non sappiamo come verranno utilizzati questi soldi, quali saranno i possibili beneficiari, e noi cercheremo eventualmente di capirlo questa sera con i nostri ospiti. Io prima di iniziare inviterei gli addetti della sala a mandare in onda un video che è stato realizzato quest'estate a Udine. È un video che è andato in onda anche sulla RAI e se siamo pronti pregherei di mandarlo, così iniziamo poi la nostra serata. Grazie. Tornare a relazionare, a essere umani, a dire io conto, anche se sono escluso dal mercato del lavoro, ma io sono una persona viva, conto, ho un mio apporto da dare a questa società, a questo Stato. Nelle condizioni di Mauro Bertolisti ci sono in Italia più di 3 milioni di persone. Solo nel 2013 hanno chiuso i battenti 43 aziende al giorno e l'emorragia continua. C'è un esercito di disoccupati in attesa di soluzioni e risposte concrete dalla politica. Mauro, di cosa ti occupavi prima? Il mio campo professionale è il campo odontotecnico, le protesi dentali. E poi che è successo? È successo che nel 2010 il mio
ultimo datore di lavoro, e siccome ero l'ultimo arrivato, dice: caro Mauro, niente di personale, però il lavoro è dimezzato. E quindi, facendo due conti con il commercialista, dobbiamo tagliare. Quello che io ho fatto per 25 anni, adesso lo fa il software, lo fa una macchina che si chiama CAD-CAM, che quello che io facevo in 6-8 ore in una giornata, adesso il software lo riproduce in mezz'ora, massimo 3/4 d'ora. Ho provato anche in altri contesti lavorativi, come nelle grandi aziende, a mandare curriculum, ne ho mandati più di 100, 150 curriculum, tra agenzie interinali, tra grandi aziende. La risposta le faremo sapere. Mio papà ha fatto l'operaio e mia mamma casalinga, che si stanno sottraendo la loro pensione per darmi una vita dignitosa. Il 28 luglio il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia si è impegnato ad introdurre in via sperimentale il reddito minimo garantito, una battaglia storica del Movimento 5 Stelle che infiammò la campagna elettorale del 2013. Abbiamo 8 milioni, quasi 10 milioni di gente in Italia che sopravvive con 5, 6, 700 euro al mese e non può sopravvivere. Io mi rifiuto di vivere in un paese dove si parla di cazzate dalla mattina alla sera e devi convivere con 10 milioni di poveri. Allora, il reddito di cittadinanza non mi interessa dove prenderemo i soldi, li prenderemo da qualche parte. Ora la proposta di Grillo potrebbe diventare legge nella regione guidata da Deborah Serracchiani e magari un modello per il resto del paese. Invece di parlare di reddito di cittadinanza, parliamo di reddito minimo garantito. Noi abbiamo previsto una sorta di appunto patto con i cittadini che si impegnano a ottenere quasi 600 euro al mese e loro si impegnano a lavorare per i comuni con i lavori socialmente utili, i lavori di pubblica utilità. Il reddito minimo garantito dovrebbe entrare in vigore nel 2015, costerà 52 milioni all'anno. I soldi si troveranno da qualche parte, come dice Grillo? Se venisse approvato la proposta di legge Certo. di reddito minimo garantito, Certo. che rappresenterebbe per te? Rappresenterebbe prima di tutto la dignità di una persona. La dignità è il contesto che tu hai per comprarti il pane, il contesto della quotidianità che tu ti alzi e dici: ho una mia dignità, cioè vai avanti, perché devi sopravvivere, devi vivere. Questo video l'abbiamo voluto rivedere insieme a voi, magari con chi ancora non l'aveva visto, proprio per focalizzare l'attenzione su due aspetti fondamentali di questa proposta di legge. La prima è, come avete sentito più volte, ridare dignità alle persone che magari sono state colpite da crisi anche delle loro aziende e tante volte si ritrovano in queste situazioni non per colpe loro. La seconda è, volevamo focalizzare l'attenzione su quello che è il nostro intento, cioè tante volte questa proposta viene anche vista come mero assistenzialismo, così non è, perché noi, come ricordavo anche nel video, crediamo molto in quello che può essere un patto veramente tra la regione e i cittadini e vogliamo aiutare solamente le persone che intendono cercare un posto di lavoro e quindi questo era il nostro intento principale. Io adesso lascerei la parola, come dicevo prima, all'assessore Panariti e vediamo quali notizie ci porta la Giunta. Grazie. Allora, buonasera a tutti, riprendo le parole del consigliere Servo per ricordare che anche il partito di cui faccio parte, in tempi anche precedenti, ha ragionato e presentato una proposta per quanto riguarda il reddito minimo garantito. E ci sono stati in Italia delle sperimentazioni in questa direzione, sperimentazioni delle quali a mio giudizio alle quali noi dovremmo fare attenzione proprio per evitare di ripetere sbagli che sono stati fatti da altre parti. In ogni caso, al di là delle etichette, si tratta sempre di proposte di sostegno al reddito per chi si trova in uno stato di difficoltà, in uno stato di povertà.
E povertà è forse una delle parole che sono grandi assenti dal dibattito politico e che a mio giudizio, a nostro giudizio, vale la pena di rimettere al centro, vista la situazione che vivono molti nostri concittadini, molte nostre concittadine. È presente la proposta di sostegno al reddito all'interno del programma della coalizione di centrosinistra e ha trovato poi all'interno della prossima finanziaria una posta che è una posta da 10 milioni di euro per iniziare quella sperimentazione di cui parlava il consigliere. Sperimentazione che ha bisogno di due elementi. Ha bisogno innanzitutto di un ragionamento preciso sulla platea, su quali sono i beneficiari, sui modi in cui mettere in atto non solo l'erogazione del beneficio, del reddito, ma anche l'attenzione ai servizi, e per questo motivo c'è un tavolo di lavoro che coinvolge la sottoscritta, l'assessore Telesca, in quanto il tema è un tema che sta a cavallo, che è molto trasversale tra l'assessorato al lavoro e l'assessorato alle politiche sociali. In questo caso l'assessore Santoro, perché ci sono tutta una serie di benefici legati alla casa che sono molto importanti, al diritto dell'abitare, l'assessore Peroni, tavolo in cui stiamo cercando di mettere a sistema e di ragionare su tutti quelli che sono i servizi e gli incentivi che già la Regione ha, perché la sperimentazione sul reddito ha bisogno anche di questo. Gli interventi a sostegno del reddito sono, a mio giudizio, un insieme di erogazioni di servizi e quindi è necessario, nel momento in cui si decide in che modo procedere, una decisione che verrà presa nella prima parte del prossimo anno in seguito appunto a questi approfondimenti, in che modo evitare ad esempio sovrapposizioni o quali sono quei servizi che servono all'attivazione poi di chi percepisce una misura di sostegno al reddito e può, perché un altro tema interessante che metto qui sul tavolo è che non tutte le persone che sono in uno stato di povertà sono immediatamente attivabili sul mercato del lavoro. Ci sono persone che non sono attivabili per una serie di motivi legati all'attività, alla condizione di salute, al fatto di avere un disabile piuttosto che una persona anziana in casa, dei bimbi piccoli, quindi i servizi vanno anche nella direzione di attivare la possibilità ad esempio di mandare i bambini a scuola, di seguirli a scuola, eccetera. Quindi una misura che ha bisogno di essere economicamente sostenibile all'interno di una situazione che noi conosciamo, una situazione di restringimento delle risorse disponibili, e ha bisogno di raggiungere efficacemente almeno alcune delle persone che si trovano in stato di bisogno. L'altro tema importante è il sistema che bisogna mettere in piedi per il controllo, no? Una volta definita sulla carta qual è la platea di riferimento, bisogna capire anche in che modo erogare e in che modo controllare e quali sono le strutture, gli enti che lavorano insieme in rete con la Regione affinché questo controllo eviti comportamenti opportunistici. Negli esperimenti che sono stati fatti, c'è un esperimento sul reddito minimo di inserimento che è stato fatto ancora ai tempi della Turco in Italia, è stato sperimentato in alcune città italiane e nel voluminoso rapporto che è stato presentato a suo tempo al governo in cui si parla di questo, si mette in evidenza proprio questo elemento. La difficoltà e il periodo lunghissimo di erogazione legato proprio al fatto che non si era messo a punto un sistema che fosse adeguato al controllo e al sistema di attivazione. Quindi questo è un altro problema che chi ha l'onere di amministrare deve avere presente, perché in una situazione di grave difficoltà come quella che stiamo vivendo, immaginare che vi sia uno spreco delle risorse dei cittadini è un qualcosa che io credo
non ci possiamo permettere. Nel video che abbiamo appena visto si parla di 52 milioni. Ho come idea che questo sia un riferimento a un'affermazione che anch'io ho fatto riferendomi a un articolo apparso tra i tanti sulla voce.info che fa riferimento a quello che è il sistema del reddito di garanzia della provincia autonoma di Trento. Il reddito di garanzia che arriva fino a 400 euro per famiglie di 3 componenti, sono 4 mesi per non più di 3 volte in 2 anni. Quindi se noi volessimo avere un reddito che va oltre questo periodo di tempo, evidentemente la somma, le risorse che dovremmo avere a disposizione sarebbero risorse più pesanti. Alcune proiezioni che stiamo facendo parlano appunto della necessità di risorse più pesanti. Questo non significa naturalmente che non si debba iniziare un percorso che nasce appunto all'interno, come vi dicevo, del tavolo all'interno della Giunta, che coinvolgerà la maggioranza e il Consiglio e che a mio giudizio deve mettere in relazione il beneficio finanziario, diciamo così, a una serie di servizi importanti che già la Regione eroga. Ricordo che siamo, credo, la prima regione in Italia per quanto riguarda il Fondo dell'Autonomia Possibile, anche per quanto riguarda la carta famiglia. Si tratta di un altro tipo di sostegno più largo perché risponde alle esigenze di più genitori, diciamo così, però da qualche giorno è arrivata attraverso le province l'erogazione di 3,7 milioni di euro per rispondere alle spese di trasporto e di libri di scuola dei genitori che hanno figli che frequentano le scuole superiori. Quindi la necessità di sapere che cosa si fa e di metterlo a sistema è una necessità importante. Poi l'altro elemento che va tenuto in evidenza nel percorso di sperimentazione è a mio giudizio quello che accadrà al netto delle critiche che si possono fare, perché non è questa la sede, ma di quelle che sono alcune indicazioni, per ora solo alcune indicazioni che stanno dentro il Jobs Act, che per esempio prevedono che vi sia un allargamento dell'ASPI anche a coloro i quali hanno un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Quindi la necessità di mettere a sistema nel momento in cui ci sarà maggior chiarezza, perché ora siamo nel campo delle intenzioni, di cosa accadrà in questo Paese dopo la legge delega dei decreti attuativi del Jobs Act. Quindi l'attenzione nostra è nella direzione di capire chi sono i beneficiari e in che modo allargare la platea dei beneficiari e quindi le risorse che dovranno essere cercate magari nel corso dell'anno per aumentare quella cifra di 10 milioni di euro, in che modo arrivare all'attivazione delle persone laddove sono attivabili in un percorso di politica attiva verso il mercato del lavoro, perché non è sufficiente, lo stiamo vedendo per esempio con Garanzia Giovani, che vi sia un intervento del centro per l'impiego, sia perché i nostri centri per l'impiego hanno un personale estremamente ridotto, il rapporto tra personale del centro per l'impiego e numero di disoccupati è molto diverso, ad esempio, che rispetto alla Germania o ad altri paesi, e quindi è stato necessario creare una rete di collaborazione attuativa che oltre ai centri per l'impiego coinvolgesse soggetti pubblici e privati in maniera tale da avere delle forme di attivazione, delle forme di proposte alle persone che rispondessero da un lato a quelle che sono le esigenze delle persone e dall'altro
a quelle che sono le esigenze del territorio, perché anche in questa direzione c'è molto lavoro da fare nel cercare di individuare quali sono le nuove competenze necessarie per la formazione, perché uno dei temi centrali per riportare al mondo del lavoro è la formazione delle persone, una formazione che va modulata sulla base delle esigenze del territorio. E poi elemento non ultimo, e in questo si va a inserire anche quella che sarà la legge per lo sviluppo industriale della regione, gli investimenti che verranno fatti nel mondo industriale, perché affinché come dire, vi sia un inserimento nel mondo del lavoro c'è anche bisogno che dal punto di vista economico la situazione si sblocchi. Ecco, questi sono gli elementi a mio giudizio centrali sui quali va fatta la discussione. Ecco, invito a non sottovalutare i bisogni delle persone e la necessità di attivare una rete sociale, quindi non solo i centri per l'impiego ma anche le scuole, perché l'elemento dei bambini che vivono in povertà relativa anche in questa regione è una questione della quale noi dobbiamo farci carico, perché io credo che sia necessario farsi carico delle situazioni di difficoltà e cercare di dare delle risposte ai bisogni delle persone. Il terzo settore è gli enti locali. È in corso in questa regione una riforma del sistema amministrativo e in questa direzione sta andando anche la creazione di una nuova agenzia per il lavoro. Nei rapporti che abbiamo avuto con altre realtà italiane che stanno ragionando, la provincia di Trento ce l'ha già, ma per esempio la Toscana, il Piemonte eccetera stanno anche loro ragionando su un'agenzia per il lavoro che coordini i centri per l'impiego, ma che abbia dentro anche la possibilità di fare sistema con questi soggetti, di mettere in atto la rete affinché le proposte che si fanno alle persone siano proposte appunto che rispondono alle esigenze sia delle persone sia del territorio. Penso che il confronto sia necessario per costruire appunto una misura di sostegno al reddito che, anche se all'inizio per le risorse di cui disponiamo potrà rispondere a una piccola parte di quelle che sono le esigenze di questa regione, perché ricordo che il reddito di base della giunta INI, per il quale erano stati stanziati 33 milioni e che era già il tempo sufficiente, stava dentro una situazione in cui la disoccupazione della regione era al di sotto del livello fisiologico, mentre questa è una situazione molto più difficile e complicata, con una disoccupazione molto più alta. Vorrei fare ancora un punto su quelli che sono già gli strumenti di politica attiva del lavoro che la Regione fa e che andrebbero poi collegati anche all'interno della prossima programmazione, in cui il tema dell'inclusione sociale è un tema importantissimo, agli interventi di sostegno al reddito. E se pensate ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità, agli incentivi alle assunzioni, ai cantieri e anche all'incentivo ai tirocini, parliamo di 7, 14, 15, 17, 26, quasi 30 milioni di euro. Quindi voglio dire, percorsi di attivazione che vanno ricalibrati sul territorio con un'attenzione specifica alle persone nel corso di questo biennio sono stati fatti e hanno avuto una forza. Stiamo facendo anche delle sperimentazioni sia per quanto riguarda i disoccupati che hanno perso l'ammortizzatore sociale, sia per quanto riguarda i disoccupati di lunga durata. Quindi l'attenzione delle politiche attive del lavoro nei confronti della disoccupazione, che in molti casi è equivalente alla povertà, no? Perché chi
poi non riesce a superare una certa soglia o finisce appunto l'ammortizzatore sociale eccetera, rischia di trovarsi in una situazione di povertà, sono interventi estremamente importanti. Allora va messo a sistema tutto questo e va calibrato all'interno di un percorso che preveda sia il sostegno sia la politica attiva del lavoro. Naturalmente vanno individuati con chiarezza quelli che sono gli indicatori, va individuato anche con chiarezza, e ci sono delle sperimentazioni in Italia, sto pensando per esempio al SIA che lavora sui nuclei familiari, che fanno un controllo non a campione, ma un controllo su ogni beneficio erogato, e quindi sarà necessario, e qui c'è l'importanza anche di avere delle banche dati adeguate e di mettere a sistema le banche dati, mettere in relazione i dati della regione, i dati dell'INPS e i dati delle entrate, proprio per evitare quell'elemento di comportamenti opportunistici di cui parlavo prima. Molta attenzione bisogna anche avere nell'evitare quella che viene definita la trappola della povertà, cioè il fatto che con le risorse che abbiamo, temo, e almeno in questo momento, e questo sia un problema che ci porremo più avanti, però evitare che l'erogazione del reddito, poi il successivo lavoro, la possibilità di avere un lavoro in realtà sia quasi come avere il reddito, e quindi non vi sia l'interesse a uscire appunto da quella situazione per andare verso il lavoro. Quindi tutto un ragionamento sulla trappola della povertà, e se volete più in largo su quelli che sono i diritti del lavoro che dobbiamo avere sempre presenti, va fatto. Altro elemento che spinge a dire che si tratta di un beneficio, diciamo così, erogazione monetaria e servizi, è che il reddito è, come dire, arriva ex post nel momento in cui sei già in una situazione di difficoltà e di povertà. Noi abbiamo bisogno dei servizi che arrivano ex ante e quindi permettono alle persone, sto pensando in special modo alle donne, devo dire, alle famiglie, ma non solo, i servizi necessari per cui l'attivazione, la possibilità della formazione del percorso sia possibile. Quindi un esclusivo intervento ex post non basta, sono necessari i servizi ex ante che vadano appunto nella direzione di dare spazi alle persone di poter sperimentare quelle che sono le proposte che vengono fatte e che devono essere fatte necessariamente da una rete, non solo dal CPI, ma da una rete per arrivare al lavoro. No? Ultima cosa, credo di essere nei tempi, anche dalla Comunità Europea arriva con forza, no, in Europa 2020, il tema della lotta alla povertà e all'inclusione sociale e la risposta a una domanda inevasa di diritti che noi intendiamo dare. Grazie Assessore per questo excursus sui lavori che state seguendo in Giunta, ma che purtroppo seguite solo in Giunta. Io dico purtroppo a livello di, essendo consigliere regionale, avrei piacere che poi tante di queste discussioni si facessero anche nelle sedi opportune, e che io mi auguro che questo vostro percorso possa anche portare a un disegno di legge, perché poi dovremo capire come poter utilizzare questi 10 milioni che avete stanziato. Ma in questo credo che nessuno meglio del Presidente della terza Commissione Rotelli ci potrà aiutare nel dibattito. Grazie. Grazie. Buonasera. Sì, io penso che sarà compito del Consiglio quest'anno affrontare questo problema. Credo che dichiarazioni in questo senso sono già state fatte. Abbiamo affrontato, credo, egregiamente nel corso del 2014 il tema della riforma sanitaria e abbiamo concluso l'anno con una buona legge. C'è volontà politica espressa da tutti di affrontare
affrontare per il 2015 il tema cosiddetto del sociale e stabilire dei percorsi che raggiungano degli obiettivi concreti in tempi ragionevolmente brevi. Credo che parlando di questo tema specifico noi dobbiamo tener conto certamente di alcuni punti da mettere senza discussione. La Costituzione italiana dice che occorre garantire la dignità sociale delle persone, quindi non soltanto un rispetto dei diritti formali, ma un rispetto dei diritti giuridici, dei diritti politici, ma anche dei diritti sociali. E questo deve essere inevitabilmente il punto di riferimento di un lavoro su queste questioni. Certamente credo che tutti noi siamo consapevoli che di fronte a questo tema ci sono questioni di carattere, possiamo chiamarle politiche, e questioni di carattere finanziario. Questioni di carattere politico nel senso che in passato soprattutto si è molto messo l'accento da parte di molti sul rischio di assistenzialismo, di misure a sostegno del reddito delle persone. E ci sono delle resistenze molto forti in settori importanti della nostra società su queste questioni, resistenze che sarebbe bene cercare di ridurre attraverso l'identificazione di meccanismi che garantiscano che appunto non di assistenzialismo si parla, ma effettivamente di strumenti per l'attivazione delle persone, per la capacitazione delle persone e per lo sviluppo dell'economia di questa regione. C'è un problema quindi di consenso da ricercare e un problema di identificazione di strumenti appropriati tali da rendere credibile un impegno finanziario che non può che essere molto rilevante, essendo le condizioni socio-economiche di questa regione in questo momento quelle che sono. Allora, quando parliamo poi di queste cose entra in campo certamente l'idea non elusiva di una politica complessiva. L'idea non elusiva di politica complessiva, intanto appunto, come già diceva l'assessore Panariti, deve tener conto di quello che effettivamente già si fa. E i 70 milioni del fondo sociale, i 12 milioni nel fondo per la solidarietà, e i 9 milioni della carta famiglia, i 3 milioni della social card e secondo me 10-15 milioni almeno dei cosiddetti budget di salute erogati dalle varie aziende sanitarie, che sono eminentemente poi copertura di esigenze di vita complessiva, proprio perché le persone non cadano dentro la rete delle rette, della rete degli istituti, più i 35 milioni del FAP, i 40 milioni di abbattimento delle rette di casa di riposo, i 4 milioni per l'abbattimento delle rette degli asili nido, gli interventi per la scuola, eccetera, configurano un pacchetto che effettivamente va considerato, va riconsiderato, va riguardato ben da vicino, va studiato e va riconfigurato alla luce dell'inevitabile necessità di un intervento anche di erogazione monetaria. L'erogazione monetaria però non può diventare una sorta a rovescio di alibi per una politica regionale che non intervenga su una serie di altri fattori. Ce ne cito uno: credo che abbiamo ancora un debito come regione da pagare rispetto alla possibilità di sviluppo della cooperazione sociale. Parlo di cooperazione sociale, quella di tipo B, cioè quella di produzione e lavoro. La cooperazione sociale di produzione e lavoro, che può essere una risorsa importantissima nella copertura di una serie di bisogni, nell'offerta di lavori reali a persone reali, senza che questo diventi luogo di sostegno a imprese profit. Quello che voglio dire è che dovremmo immaginare che quando il pubblico sostiene un'impresa è normale che l'impresa che viene sostenuta dal pubblico ricerchi proprio il profitto, e non c'è niente di male, che guai se non fosse così. Però forse dovrebbe essere ancora più privilegiata quell'impresa che non ha la necessità di produrre profitto, ma produce esattamente soltanto posti di lavoro.
Allora credo che una serie di politiche di welfare complessive devono essere rivisitate, il mix di servizi, erogazioni monetarie, intervento sulle politiche del lavoro è quello di cui dobbiamo assolutamente parlare e su cui dobbiamo mettere l'attenzione di tutti. Come Commissione abbiamo già immaginato, già in gennaio, di convocare 3 o 4 seminari per discutere con anche esperti, anche esperienze di altre situazioni, quello che sta succedendo appunto nella provincia di Trento, quello che sta succedendo con alcune sperimentazioni del governo in giro per l'Italia e raccogliere gradualmente tutti gli elementi che gli assessorati stanno effettivamente per la prima volta mettendo in fila per dare un quadro chiaro di quali sono le provvidenze in essere all'interno della regione. C'è un tema di sviluppo locale, scusate se io mi sposto un attimo da uno strumento preciso a uno strumento più generale, che è un tema che va messo vicino a questo, a ciò di cui stiamo parlando. Faccio un esempio, nel momento in cui noi apriamo una centrale unica di committenza per gli enti locali e apriamo una centrale unica di committenza per la sanità, e forse si tratterà anche di vedere come giocano tra di loro queste due centrali di committenza, c'è certamente un problema di come vengono investiti tutta una serie di denari pubblici in rapporto alla creazione di posti di lavoro, a favore di chi, a quanti chilometri di distanza da dove la gente vive, e come si può immaginare che nel chilometro zero ci sia una risorsa importante che è tuttora molto sottovalutata di sviluppo economico sostenibile, che può essere allineato con interventi proprio sulle fasce di coloro che più hanno bisogno, di coloro che più difficilmente accedono ad altri determinati tipi di lavoro. Allora credo che l'impegno esplicito, che non è di promessa ma è di lavoro della Commissione, si allinea all'impegno esplicito che la Giunta ha manifestato, si allinea a questo prima posta di bilancio dei 10 milioni, però ci accompagna anche i 5 milioni per eliminare i super ticket, che si accompagna anche appunto all'anticipazione dei 4 milioni sulle rette per l'esili nido. Certamente misure ancora insufficienti che però segnalano, mi pare, con chiarezza una volontà e una direzione. Dentro questa volontà e questa direzione noi dobbiamo davvero mettere un'attenzione forte sull'insieme di queste misure per capire molto meglio noi che cosa stiamo facendo, verso chi possiamo fare, che cosa possiamo fare. Uno dice, queste sono parole, avreste già dovuto farlo in passato. Sì, probabile, può darsi, non lo so, francamente non mi interessa molto. Credo che quest'anno abbiamo lavorato parecchio in Consiglio regionale su molti fronti, abbiamo lavorato soprattutto sull'ordine della sanità. Avevamo promesso di fare la legge è passata ed è passata anche con molti consensi. Per il sociale di quest'anno l'impegno è chiaro, c'è l'impegno della Giunta, c'è l'impegno del Consiglio. Dobbiamo approfondire queste materie perché non possiamo illudere nessuno, non possiamo imbrogliare nessuno, non possiamo promettere cose che poi non siamo in grado di mantenere, e contemporaneamente però abbiamo l'obbligo di intervenire assolutamente, perché i livelli di povertà in questa regione sono ormai intollerabili e non possiamo più perdere del tempo. E quindi spero che lavorare rapidamente possa anche significare lavorare bene con l'intervento. Ringraziamo il Presidente Rotelli, anche da lui accogliamo questa volontà di voler approfondire il tema e voler arrivare entro la fine dell'anno, così come da impegno assunto, entro la fine del 2015 però, come da impegno assunto a quantomeno iniziare questa sperimentazione. Io prima sentivo anche l'assessore diceva che ci vogliono i controlli necessari perché è giusto, noi ovviamente lo sapete, quando si tratta di soldi pubblici stiamo molto attenti a eventuali sprechi e siamo i primi a segnalarli e a contrastarli, per cui da questo punto di vista la nostra proposta di legge aveva già fatto delle proposte precise e indicazioni precise, aumentando quelli che di solito sono i controlli della regione, che arrivano al 3% delle domande,
fino al 10%. Questo può essere già un inizio, chiaramente. Poi se si arrivasse veramente a incrociare tutti i dati, così come auspicava prima l'assessore, chiaro, questo potrebbe essere già un aiuto. Io adesso lascerei la parola al segretario regionale della CGIL, Franco Belci, che ci racconterà qual è la posizione anche del sindacato su questo punto. Grazie. Buonasera a tutti. Innanzitutto mi pare importante le modalità del confronto di questa sera, perché in una situazione politica nella quale sfuggono sempre di più i punti di riferimento, l'unico modo per confrontarsi proficuamente è parlare delle proposte che ognuno è in grado di mettere in campo, quindi sgombrare il campo dalle pregiudiziali e, al di là delle collocazioni politiche che ciascuno di noi ha, cercare appunto di trovare dei riferimenti comuni stando molto attenti al merito delle questioni. La seconda questione, io credo che quando si ragiona di questi temi, su cui si è fatta anche una grande confusione perché il reddito di cittadinanza non è la stessa cosa del salario minimo garantito, ci sono molte ambiguità in queste definizioni, il che ha contribuito a aumentare confusione in un dibattito che già di per sé era abbastanza complicato. Allora credo che non si possa fare a meno di tener conto del fatto che c'è un fenomeno generale di impoverimento di questo Paese che ha dei risvolti veramente drammatici, impoverimento che non nasce solo nella crisi, nasce molto prima della crisi con alcune scelte sbagliate che hanno fatto i governi nel giro di parecchi anni, insomma, poi gli errori li fanno tutti, quindi li abbiamo fatti anche noi in qualche scelta che abbiamo fatto, ma sostanzialmente le politiche degli ultimi 20 anni hanno creato un mercato del lavoro in cui i settori deboli sono aumentati, poi la crisi ha fatto marciare in maniera esponenziale questa marcia alla rovescia. Allora io credo che siccome Renzi non perde occasione per parlare male del sindacato, qualsiasi cosa, qualsiasi iniziativa abbia in mano, ieri l'ha fatto con l'accordo sulla Ferriera, parlo male anche così per par condicio, 2 minuti io di lui, sì, per dire che le risposte che ci sono nella legge delega sul mercato del lavoro, perché non mi piace il termine inglese perché finisce per nascondere i contenuti reali, no? Tra alcune cose interessanti che ci sono e che però sono soltanto titoli, come dire, racconta delle favole che non giovano sicuramente a fare chiarezza sulla situazione reale del Paese, sulle soluzioni che si possono dare. Io ho sentito il Presidente del Consiglio, una trasmissione, ma l'ha ripetuto più volte, dire alcune cose che mi hanno un po' sconvolto, e poi lui dice di essere di sinistra, cioè che in fabbrica comanda il padrone, insomma robe così un po', diciamo così, semplificatorie e sommarie. Ma dire delle vere e proprie bugie, questo è più sorprendente, no? Perché lui dice benissimo, costruiamo la riforma degli ammortizzatori e lo dice a proposito di risorse come se avesse risorse, non le ha. Riformare gli ammortizzatori costa 15 miliardi all'anno. Se nella legge delega ci fossero, non può essere così perché ovviamente è una legge delega, ma se ci fosse una quantificazione di queste risorse cominceremo a pensarci. Poi ha raccontato che quando tu perdi l'occupazione, lo Stato ti prende e ti ricolloca. Tutti sappiamo benissimo che non è così. Se fosse così, la famosa flex security, io qualche volta mi chiedo se chi usa questi termini sa cosa vogliono dire, cioè il sistema di protezione che hanno i paesi del nord fa effettivamente questo. Cioè un lavoratore viene licenziato, viene ricollocato, pagato col suo stipendio finché non gli viene trovato un altro lavoro. Questo scherzetto che renderebbe inutile l'articolo 18, perché l'articolo 18 ha uno scopo di, come dire, di arginare le prevaricazioni da parte dell'imprenditore o padrone che dir si voglia, ma questo scherzetto di protezione sociale costerebbe 45 miliardi all'anno, quindi 45 più 15 fanno 60.
Allora quando il Presidente del Consiglio ci racconta queste cose, io so, ma bisognerebbe che lo sapessero tutti, che si tratta di, io non trovo un termine meno o più diplomatico, che si tratta di bugie che generano grandissime confusioni e grandissime illusioni. Quindi è meglio parlare di cose concrete, è meglio parlare delle cose che possiamo fare qui. Io non sono d'accordo con l'assessore che bisogna aspettare quello che succederà dalla legge delega, che avrà i tempi ignoti, poi ci saranno i decreti delegati. Mi pare poi che non preveda niente che possa incrociare questo percorso che si potrebbe fare in Regione. Ecco, io penso che sia il caso forse di, l'ho detto pubblicamente, quindi non è una novità, che sia il caso che si debba accelerare un percorso che è venuto fuori con troppo ritardo, perché come Movimento 5 Stelle anche noi quest'estate abbiamo presentato una nostra proposta, ma già allora avevamo chiesto alla Presidente della Regione e all'assessore di accelerare questo percorso proprio per le condizioni in cui il mercato del lavoro si trova. È passato 1 anno e mezzo, 1 anno e mezzo è tanto. È passato 1 anno e mezzo e quello che mi preoccupa di più è che oggi sentiamo che in Giunta si sta ancora discutendo, secondo me partendo dalla rovescia, cioè partendo dalle controindicazioni per arrivare ai bisogni invece di partire dai bisogni per arrivare poi alle definizioni della soluzione. Allora, siccome non siamo piombati dalla luna, sappiamo benissimo che ci sono le compatibilità economiche da rispettare e sappiamo benissimo che il reddito, qualunque esso sia, costa. Però io non vorrei che si continuasse in questo gioco per cui prima del reddito c'è sempre qualcosa, perché insomma, prima c'era la legge, i 2 disegni di legge sull'industria che poi sono stati posposti per dire bisogna fare prima la riforma delle autonomie locali. Adesso mi pare di capire che bisogna aspettare anche la riforma delle autonomie locali per poter discutere di reddito minimo. Io dico subito che noi non siamo d'accordo su questo percorso, anche perché mi pare che la riforma delle autonomie locali è come la tela di Penelope, insomma viene fatta, disfatta ogni giorno, in maggioranza non c'è ancora chiarezza, quindi per quanto ci riguarda noi non siamo d'accordo a un'altra fase di rallentamento di questa soluzione invece di cui c'è assoluto bisogno. Allora io credo che appunto, stanti questi tempi che vanno sicuramente abbreviati, va benissimo il confronto tra i 4 assessori, ripeto che c'era 1 anno e mezzo di tempo, forse si poteva un pochino accelerarlo, però forse si può anche capovolgere questo percorso, e cioè cominciare a ragionare direttamente con una modalità di democrazia partecipata, anche innovando un pochino rispetto agli schemi burocratici della Regione, e cominciare a ragionare condividendo gli obiettivi, definendo una platea e definendo le finalità, perché questo finora non si è fatto. Ha ragione Servo quando dice che il Movimento 5 Stelle ha presentato una propria proposta di legge, la CGIL ha presentato un suo schema, poi si può anche dire che lo schema ha 3 pagine invece che 12, ma insomma noi non siamo pagati per fare disegni di legge, siamo pagati per esprimere delle idee. L'amministrazione regionale ha degli strumenti burocratici che possono dare una mano da questo punto di vista. Quindi io credo che sia questa l'impostazione che va assunta con una certa elasticità, e va soprattutto data una risposta a chi le proposte le fa, perché nel momento in cui non si fa nessuna proposta almeno si deve dare una risposta a chi quelle risposte le fa. Noi non abbiamo ricevuto nessuna risposta, e quella che, io lo dico con sincerità, prima con sincerità che con polemica, le cose che ho sentito stasera mi creano qualche ulteriore preoccupazione, e credo che invece bisogna
arrivare a un confronto con quelli che appunto delle idee le hanno espresse. Poi si potrà dire che non sono idee adeguate, che non vanno bene, che sono limitate, che sono sbagliate, però credo che il confronto e una risposta a queste proposte che noi, il Movimento 5 Stelle, abbiamo fatto, debba essere data. Sì, beh, noi non possiamo che ribadire il concetto, perché era esattamente quello che volevamo che uscisse anche da questa serata, no? Perché dal confronto poi bisogna arrivare a una soluzione. È chiaro che non ci aspettavamo questa sera di avere già tutte le decisioni prese o chiaramente un disegno di legge già pronto e impacchettato, però è chiaro che sentir dire stiamo facendo, stiamo valutando e stiamo pensando ovviamente non è quello che i cittadini in questo momento vogliono sentire dalla politica, anche perché io non ho finora fatto alcun riferimento a quelle che erano le promesse elettorali della Presidente, ma come dico sempre, se la situazione era grave un anno e mezzo fa, credo che sia sotto gli occhi di tutti che la situazione non può che essere peggiorata, soprattutto per gli argomenti di cui stiamo trattando. Quindi siccome il segretario parlava della legge delega, l'ha voluta chiamare in italiano, io a questo punto lascerei la parola a Walter Rizzetto, che essendo appunto vicepresidente della Commissione Lavoro, che in queste settimane è molto impegnata su questo tema, avrà sicuramente delle notizie da darci. Noi lo ringraziamo anche per essere qui, so che comunque in Parlamento c'è sempre il rischio anche ogni tanto c'è il rischio di lavorare anche il weekend e quindi siamo anche fortunati ad averlo qui con noi. Si sente? Sì, grazie Cristian. Va bene, io vi ringrazio per l'invito. Effettivamente sì, sono state un paio di settimane, 2 o 3 settimane abbastanza impegnative. Abbiamo lavorato anche il fine settimana, lo scorso, domani riprendiamo. È interessante, volevo aprire così la serata, dopo aver ringraziato chiaramente tutti i presenti e aver ringraziato per aver organizzato un qualcosa che effettivamente è sì e sta a cuore al Movimento 5 Stelle, quindi il tema, perché non dimentichiamoci che noi qui siamo qui seduti a parlare di un tema che è il reddito minimo garantito, ma effettivamente abbiamo ricevuto degli spunti da parte del Presidente della Commissione, da parte del Dottor Belci, piuttosto che dell'assessore Panariti. Abbiamo ricevuto degli spunti piuttosto puntuali e io avrei preferito che questa platea, me lo permetterai Cristian, da relatore, perché tra l'altro tu non dovevi fare il relatore questa sera, era stato invitato un altro relatore. Anticipo il tutto, io vi porto i saluti anche del collega Luigi Di Maio, che avrebbe dovuto essere qui con noi questa sera, ma per un impegno già preso, tra l'altro non politico, ma nulla di grave, insomma non riesce ad essere presente. Avevo invitato un relatore d'eccezione, ma quando evidentemente le personalità si antepongono alla politica, queste cose non vengono poi rispettate in termini di impegni. Tutto qui. Dicevamo, sì, la Commissione Lavoro è stata piuttosto solleticata nelle ultime 2 o 3 settimane rispetto al cosiddetto Jobs Act o legge delega, in realtà. Una legge delega che noi abbiamo contestato, soprattutto nel metodo, nel senso che alla Camera dei Deputati è arrivato una legge delega votata tra l'altro con fiducia al Senato, ed era una legge delega completamente svuotata, nel senso che c'era un articolo unico con dei commi da approvare e che la Commissione Lavoro man mano ha cercato di emendare per renderla migliore e più appetibile. Ora, non mi soffermerò molto sui temi del dimensionamento, dell'articolo 18, della sorveglianza fatta con alcuni macchinari eccetera eccetera, perché sennò dovremmo stare soltanto a parlare di quello. Diciamo che rispetto anche a quanto appena affermato dal dottor Belci, ci sono non delle precisazioni ma delle sottolineature da fare. Ora, è sì vero che il primo ministro Renzi, e nello specifico il ministro
Giuliano Poletti, novello ministro del lavoro, non ha trovato in questa legge delega delle risorse fondamentalmente, nel senso che non c'è nessun capitolo in termini di risorse per ad esempio porre un freno, perché per me servirà porre un freno, ma in questo contesto allargare tutto quello che sta sotto la campana degli ammortizzatori sociali. Ora, non era la legge delega secondo me lo strumento più adatto per poterlo fare, tant'è vero che tutto questo è normato fondamentalmente in termini di denari, in termini di soldi, nella legge di stabilità, dove sembra sono stati trovati circa 1,5 miliardi in più altri 400-500 milioni, quindi largo circa 2 miliardi indicativamente per gli ammortizzatori sociali, che di fatto ammortizzatori sociali, io amo sempre dire una cosa, ammortizzatori sociali non esistono più in Italia, perché abbiamo visto negli ultimi anni come sono stati trattati i lavoratori che sono effettivamente soggetti a questa forma di ammortizzazione sociale, ma sarò demagogo e populista, l'ammortizzatore sociale principale ad oggi in Italia è la famiglia, non è più lo Stato italiano, sono i nonni, sono le mamme che continuano a dare i soldi ai giovani, quantomeno per mettersi le 50 euro di gasolio dentro la macchina per andare a portare i curricula presso le aziende. Ed è anche chiaro che in questo contesto, in questa genesi, purtroppo non posso far altro che dare ragione all'assessore Panariti quando cita i centri per l'impiego, che ad oggi in Italia, ora al netto di qualche eccellenza che potrebbe anche esserci qui in Friuli piuttosto che in Lombardia, sì che c'è, io ho usato il condizionale perché non li conosco proprio precisamente, io parlo un po' più delle situazioni in generale in Italia, centri per l'impiego che non funzionano, ma non funzionano perché non li si vuole fare funzionare. Non funzionano perché mancano risorse, perché come giustamente ricordato i centri per l'impiego in Italia ad oggi occupano 9.000 addetti, molto spesso precariamente occupati, nel senso che non hanno un contratto di lavoro di un certo tipo ma sono dei precari, mentre in Germania ce ne sono circa 100.000. Quindi evidentemente le due cose sono due cose che vanno una verso un lato e una verso un altro lato. I centri per l'impiego ad oggi in Italia vanno necessariamente riformati, tant'è vero che, eccola qui la proposta, Movimento 5 Stelle ha presentato in commissione da noi la proposta per la riforma dei centri per l'impiego ad oggi in Italia. Ce ne sono circa 500, c'è un costo annuo di circa 470 milioni più circa 137 milioni all'anno per procedura di infrazione rispetto al non allineamento dei centri per l'impiego agli standard europei. Ora, reddito minimo garantito, e dopo Cristian arrivo anche a quanto tu iniziavi a dire rispetto alla legge delega. Reddito minimo garantito. Il reddito minimo garantito del Movimento 5 Stelle è a tutti gli effetti una proposta che è alla Camera dei Deputati e attraverso un ordine del giorno in Regione Friuli Venezia Giulia è stato depositato ed è un qualcosa che significa, che parla di politiche attive per il mercato del lavoro. Se qualcuno si aspetta che il reddito minimo garantito vada ad essere un ammortizzatore sociale che si trasformi in una piaga sociale con le code delle persone fuori dai centri per l'impiego, ammesso che saranno i centri per l'impiego a raccogliere le domande, e che proprio rischia di diventare una piaga di per sé stessa, allora si sbaglia. Il reddito minimo garantito è un qualcosa di molto più semplice, è un sostegno fatto di un tot di soldi al mese, ma non soltanto di soldi, perché lo rinnovo, ad esempio la proposta sulla riforma dei centri per l'impiego può essere inserita all'interno della nostra proposta alla Camera dei Deputati sul reddito minimo garantito, e si aiutano queste persone, precari, disoccupati. Molto importante sarà stabilire la platea, perché in Italia purtroppo è il paese dove le platee vengono ad essere esponenzialmente aumentate ogni volta che c'è un qualcosa di nuovo, e quindi aiuta queste persone ad applicarsi in maniera attiva nei confronti del mondo del lavoro. Ora, abbiamo studiato qual è indicativamente la soglia di povertà, l'abbiamo un pelo aumentata e abbiamo proposto con delle coperture, perché alla Camera dei Deputati se non presenti un qualcosa che ha delle coperture, cioè tu devi dire questa è la mia proposta ma i soldi vado a prenderli da questa parte per coprire quello che sarà, non te l'accettano, non te la fanno neanche depositare la proposta, quindi con delle coperture noi abbiamo detto da qui partiamo, e partiamo con questo tipo di proposta. Ora ci aspettiamo
da parte della maggioranza la calendarizzazione della stessa per discuterla nelle commissioni competenti, ma soprattutto in aula. Noi abbiamo detto, signori, spesso nelle piazze che tutti o quasi i paesi europei hanno forme di sostegno al reddito. L'Italia è il paese purtroppo dello stiamo facendo, del vedremo, del parlare molto e rimandare sempre i problemi. In Italia non è mai colpa di nessuno, ma non è mai colpa di nessuno, noi siamo arrivati al 43% di disoccupazione giovanile e a quasi il 13% di disoccupazione globale. Quindi vuol dire che al netto, questa è una media, qualche regione ha dei dati più alti, qualche regione ha dei dati più bassi. Questi numeri sono numeri che fanno obiettivamente impallidire. Ed allora qualcosa va fatto. Noi abbiamo fatto la proposta del reddito minimo garantito. Per quanto mi riguarda va benissimo se i consiglieri del Movimento 5 Stelle in regione vanno a parlare, ad ascoltare e a confrontarsi con i loro principali competitor, perché se quello che viene ad essere partorito è un qualcosa di virtuoso per la cittadinanza e per la collettività, allora per quanto mi riguarda si mettono da parte istantaneamente tutte le bandiere. Avevamo parlato, forse erroneamente, Assessore, di 50-52 milioni in termini di papabili coperture. Ora, a me in questo frangente interessa poco delle coperture, perché in Italia il problema è proprio questo. Il problema è che i soldi non vanno a finire nei provvedimenti giusti. La buona politica che si deve fare in Italia, anche per quanto riguarda le coperture del reddito minimo garantito fatto su base nazionale o su base regionale, deve essere questa. E deve essere mettere in un momento contingente come questo, drammaticamente contingente come questo, le risorse giuste nel momento giusto. Significa che in questo momento io ad esempio lascerei stare certe grandi opere e metterei quei fondi destinati da qualche altra parte. Dopo fra 5 o 10 anni, quando tutti staremo meglio, allora ricominciamo a parlare di grandi opere, ricominciamo a parlare di spese militari. Però in questo momento i soldi vanno messi nei posti giusti e il reddito minimo garantito secondo noi è il posto giusto per poter mettere queste risorse. Il disegno di legge che abbiamo presentato a Roma parla di 3 anni, nel senso che una platea che dovremo andare ad individuare di persone per i prossimi 3 anni potrebbe andare ad acquisire una cifra media di 600-700 euro al mese, ed a fianco ai centri pubblici per l'impiego ci sarà un feedback, ovvero il disoccupato andrà presso i centri pubblici per l'impiego e dovrà necessariamente porsi in una politica attiva lui stesso nei confronti del mondo del lavoro. Però, e anche qui al netto a questo punto del Friuli Venezia Giulia, dove i centri per l'impiego, l'assessore mi ricorda, funzionano abbastanza bene o bene, io sono andato a vedere qualche centro per l'impiego in giro per l'Italia e ho visto delle situazioni drammatiche, ho visto delle situazioni dove c'erano questi lavoratori che non sapevano neanche che tipo di domande fare al loro interlocutore al di là della scrivania. Se il Friuli Venezia Giulia con questo provvedimento e assieme anche a un altro corollario di iniziative che, come ricordava il Presidente, si possono andare a fare, può essere da esempio, allora noi ci siamo. Noi ci siamo pronti al dialogo, siamo pronti all'interlocutorio, siamo pronti al contraddittorio su questa base. Il governo italiano che cosa ha fatto per quanto riguarda le politiche rispetto al welfare, rispetto al mondo del lavoro? Ora, io frequento la Camera dei Deputati da circa 1 anno e mezzo. Ci sono stati 3 provvedimenti importanti per quanto riguarda il lavoro ad oggi in Italia. C'è stato il primo provvedimento, il decreto 76, ex ministro del lavoro Giovannini, ex presidente Istat, quello famoso che dava fino a 650 euro per le assunzioni da 12 a 18 mesi, eccetera, eccetera. No, il ministro Giovannini all'epoca non capì purtroppo quello che le minoranze e le opposizioni dicevano, ed era semplicemente questo: significa noi possiamo dare qualsiasi tipo di incentivo alle aziende atto a far aumentare l'occupazione. In sintesi, io posso andare dall'imprenditore e dare 2.000 euro a questo imprenditore affinché questo assuma del personale a tempo indeterminato, diceva il ministro Giovannini. Il problema non è quello.
Il problema è che se il lavoro non c'è a monte, non ci sono commesse, non c'è redditività, non c'è rotazione di magazzino, non ci sono tutte queste belle cose qui, io posso dargli 2.000 euro per il papabile assunto, ma l'imprenditore non assume. Questo è stato un problema di quel provvedimento. Il primo ministro Letta all'epoca venne in aula promettendo 200.000 posti nuovi di lavoro. Ad oggi, quindi dopo 1 anno e mezzo, sono arrivate meno di 19.000 domande, di cui transate circa 8.700. Tant'è vero che il nuovo ministro del lavoro, Giuliano Poletti, va a prendere per gli ammortizzatori sociali le risorse stanziate per quel provvedimento. Il secondo provvedimento importante, a detta del ministro perlomeno, che è stato portato avanti, è stato votato alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica per quanto riguarda le politiche attive sul mondo del lavoro, rispetto al mondo del lavoro, è il decreto Poletti, il famoso decreto Poletti, quello che va a dare la possibilità, con un contratto, con 5 contratti a tempo determinato, all'imprenditore di assumere del personale per i prossimi 36 mesi, con un contratto tra l'altro a causale. Significa che io non devo mettere la causale sul contratto e posso assumere una persona anche per 5 giorni con 5 contratti nei prossimi 36 mesi. Ora, questo è un decreto che va in maniera opposta rispetto alla direttiva 99/70 della Comunità Europea. Quando se lo chiede l'Europa, sotto un certo punto di vista, noi siamo attenti a battere i tacchi, quando invece l'Europa emana una direttiva importante come la 99/70 che indica nel contratto a tempo indeterminato la forma principe di applicazione rispetto alle 46 forme di applicazione attualmente vigenti in Italia, allora lì no, allora lì possiamo andare in deroga rispetto alla direttiva 99/70 applicando il decreto Poletti, 5 rinnovi a tempo determinato nei prossimi 36 mesi. Ora non si crea occupazione in questo modo, è evidente, non si crea stabilità, non si crea sicurezza, perché io non ho mai visto un lavoratore precariamente occupato che sa di avere un contratto a termine, non l'ho mai visto ristrutturarsi casa, non l'ho mai visto ricomprare una macchina, non l'ho mai visto farsi un viaggio, non l'ho mai visto far ripartire l'economia. Questo lavoratore è un lavoratore che sta fermo in attesa di essere stabilizzato. Terzo ed ultimo provvedimento è appunto il Jobs Act o legge delega. Anche qui con dei criteri, ma mi pare sia notoria la mia posizione sul Jobs Act, nel senso che in questo caso perlomeno io ci vedo delle cose che non sono proprio infernali, per così dire, ma anche in questo caso il Jobs Act corre il rischio di essere incostituzionale, proprio perché tecnicamente e metodologicamente la legge delega, in base all'articolo della Costituzione, deve dare delle linee direttive precise all'esecutivo. Tra l'altro i tempi sono certi, non sono incerti. Il decreto, chiamiamolo attuativo, dopo la legge delega, probabilmente è già scritto. Il ministro Poletti parla di applicazione del contratto unico tutte le crescenti a tempo indeterminato dal 1° gennaio del prossimo anno, quindi il decreto o già c'è o in qualche ora l'esecutivo lo farà evidentemente uscire. Noi la prossima settimana probabilmente voteremo con fiducia al passaggio del Jobs Act in aula, ritornerà al Senato per una fiducia sprint e al comma 1 dell'articolo unico di questa delega c'è scritto che il decreto, cioè quello che fattivamente verrà scritto sul decreto stesso, cioè quello che si farà fondamentalmente dal 1° gennaio del prossimo anno, il decreto verrà emanato entro 6 mesi, con un massimo di ritardo di 3 mesi, quindi tra i 6 e i 9 mesi il decreto arriverà. Ora, ci sono degli strumenti che possono aiutare alla ricerca del lavoro, possono aiutare a stabilizzare i lavoratori, possono aiutare i lavoratori e possono aiutare tutto sommato anche questa fase drammatica, come prima detto, che l'Italia sta vivendo proprio per quanto riguarda il mondo del lavoro. Perché sapete, agli italiani poco frega, io immagino, della riforma del Senato o della legge elettorale. Io penso che il principale problema ad oggi in Italia sia la mancanza di posti di lavoro. Non ce ne sono altri. E finché noi non saremo capaci di dare delle risposte alle persone che stanno fuori a quei palazzi, noi, opposizioni, esecutivo, maggioranza, minoranza, avremo fallito il nostro compito.
Ed è questo che la politica fondamentalmente deve fare. E quindi lo rinnovo. Ben vengano questa fase sperimentale, 10, 52, 70 milioni, non lo so, in questo frangente poco mi frega, interessa un po' di più all'assessore immagino in questo caso, ma sperando e speriamo tutti che ci sia quantomeno uno scatto di reni che faccia confluire varie parti politiche per un qualcosa che non è politico, ma per un qualcosa che deve essere semplicemente giusto, semplicemente corretto nei confronti di tutti coloro che hanno pagato e continuano a pagare le tasse ad oggi in Italia. Il programma, mi viene in mente adesso il programma Garanzia Giovani di cui parlava prima l'assessore. Garanzia Giovani, l'assessore, è stato un passaggio, è stata una mozione all'epoca alla Camera dei Deputati che è stata votata all'unanimità. Il primo passaggio che è stato votato all'unanimità alla Camera dei Deputati, maggioranze ed opposizioni, è stato il programma Garanzia Giovani. Tanti soldi, nel senso che l'Italia arriverà a circa 1 miliardo e mezzo. E Garanzia Giovani che cos'è? È semplicemente un aiuto economico, fondamentalmente, che parte dall'essere economico per dopo strutturarsi nel pratico, fondamentalmente, da dare ai giovani dai 16 ai 29 anni affinché attraverso un percorso riescano ad inserirsi fattivamente nel mondo del lavoro. Ricordiamo che in Italia, oltre alla disoccupazione normale, 43%, 13%, ci sono anche 2 milioni di NEET, che sono i Not in Employment, Training or Education, cioè sono i giovani che ormai hanno finito il ciclo scolastico, ci sono laureati, magari si sono laureati pure bene, ma non hanno neanche più la voglia di andare a cercare un lavoro ad oggi in Italia. Ce ne sono 2 milioni ad oggi. E quindi Garanzia Giovani, votato all'unanimità dalla Camera dei Deputati, è stato un passaggio fondamentale, attualmente, anche in questo caso, però insufficiente. Abbiamo detto 1,5 miliardi su 6 miliardi che l'Europa stanzia, 1,5 miliardi per l'Italia. È l'ultimo, ma prima l'assessore mi ha informato che i dati sono un po' cambiati, fortunatamente. L'ultimo comunicato stampa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dice che, io parlo della situazione italiana, non della situazione qui in Regione, sono 250.700 i giovani che si sono registrati, c'è un portale entro il quale registrarsi, di cui 59.000 sono stati presi in carico e profilati e 17.872 sono le occasioni di lavoro, per un totale di posti disponibili pari a 25.747. Ora io spero che 1,5 miliardi non serva per far trovare lavoro e basta a 25.000 persone. Spero che questo tipo di provvedimento cerchi di ampliarsi e che l'Europa cerchi di rifondare questo tipo di passaggio con più e sempre più risorse, perché non possiamo fermarci a questo punto a 25.000 posti di lavoro. Tra l'altro purtroppo in Italia il provvedimento Garanzia Giovani è spesso mal applicato, non si riesce ad applicare perché manca tecnicamente tra centri per l'impiego e Stato centrale fondamentalmente un programma che cerchi di far tradurre il provvedimento alle regioni. Ci sono comunque delle difficoltà che l'esecutivo sta cercando di risolvere. Molte posizioni tra l'altro richiedono dai 5 ai 10 anni di esperienza e questo per me è un problema, perché se noi andiamo a rivolgerci verso una persona che di lavoro non ne ha, penso sia quantomeno controproducente chiedere un'esperienza che va dai 5 ai 10 anni. Mi ha solleticato il ragionamento il dottor Belci. Ora, la mia posizione nei confronti dei sindacati, si sa, non è mai stata benevola, neanche in questo caso, nel senso che l'articolo 18 di cui parlava Belci è già stato cambiato di fatto con la manovra Fornero di 2 anni e mezzo fa. Io Belci purtroppo 2 anni e mezzo fa ho visto uno sciopero di 8 ore, ma non ho visto uno sciopero generale dei sindacati quando la Fornero ha cambiato l'articolo 18. L'ho visto adesso purtroppo, ma io sono assolutamente convinto del fatto che il sindacato con questa nuova linfa che evidentemente ha dato questo tipo di provvedimento possa fare delle cose ottime. Io amo sempre ricordare ai sindacati, molto spesso in incontro e in commissione, in più
di qualche occasione in giro per l'Italia, amo sempre ricordare una cosa: i sindacati, mi scuserete, io dico sempre i sindacati meno tessere e più tutela del lavoro. La tutela del lavoro deve essere un qualcosa di costituzionale per quanto riguarda i sindacati. Non vorrei che certi passaggi fossero semplicemente adatti a far riemergere da qualche situazione che si è creata. Nello specifico, faccio nomi e cognomi, mi riferisco a Landini. Landini ha firmato l'accordo, se lo ricorderà, 2 o 3 anni fa con la CGIL. Mi pare che quantomeno sia stato strumentale tutto questo passaggio. Comunque sia, questo, voglio dire, non importa, ognuno deve fare il suo compito, ha il suo ruolo. Io penso che qualcosa si stia facendo e che non lo stia facendo, tra l'altro, neanche solo l'esecutivo. Il compito delle minoranze, il compito dell'opposizione, ne abbiamo fatto una lotta durissima in commissione, fatta di sedute di commissione, in commissione lavoro di circa 12-14 ore, per cercare di cambiare nel vivo il Jobs Act. Dopodiché è arrivata la riformulazione di un emendamento proposto dalla maggioranza, ed è una riformulazione voluta, scritta ed effettivamente ottenuta. Di questo va dato un merito politico al Presidente Sacconi, Presidente della Commissione al Senato, rispetto ad esempio all'articolo 18, ed in questo caso l'articolo 18, se qualcuno non se ne fosse accorto, è stato completamente abrogato di fatto, perché quando con il licenziamento economico, anzi con il non reintegro rispetto al licenziamento economico, ma con il mero indennizzo rispetto allo stesso, si vuole andare a normare, a tipizzare la categoria di lavoratori che non verranno reintrodotti nel mondo del lavoro sulla base di questa tutela, allora abbiamo detto che almeno per l'80-90% delle situazioni l'articolo 18 è stato di fatto superato. Sì, per il contratto tutele crescenti, anche questa è una cosa che devo dirvi e ve la dico subito, chiudo fra poco, perché un'azienda qualsiasi può dimostrare che economicamente, soprattutto in questa fase, non ce la fa, e quindi economicamente il lavoratore si può licenziare, ma non viene reintegrato. Al massimo c'è il giudice che decide per un eventuale indennizzo. Mediaticamente è successo un gran pastrocchio. Mediaticamente tutti voi avete letto i giornali e tutti hanno detto che l'articolo 18 va e sarebbe stato abrogato. Sfido chiunque a non aver letto un titolo di giornale in cui si scrive: l'articolo 18 con questo tipo di passaggio verrà abrogato. Nulla di più falso. L'articolo 18 tecnicamente, in questo caso io mi pongo in maniera asettica rispetto allo stesso, ma è soltanto una spiegazione. L'articolo 18 viene superato per la forma contrattuale del contratto unico tutele crescenti nei 36 mesi di vita lavorativa del neoassunto. Ma l'articolo 18 per il metalmeccanico di 55 anni continuerà ad essere una tutela reale, una tutela attiva per quanto riguarda il suo posto di lavoro. Ora, vi faccio una domanda e mi faccio una domanda provocatoria. Ammettiamo di avere di fronte due lavoratori, uno di 50 anni, anzi un unico lavoratore, ancora meglio, di 50 anni, che lavora per me che sono imprenditore, e questo lavoratore prende 1.500 euro netti a pagare in busta paga. Arriva un altro imprenditore e dice: mi piace il tuo profilo, io voglio assumerti nella mia azienda, non più a 1.500 euro al mese, ma riconosco che sei bravo e te ne do 3.000 di euro al mese. Questo lavoratore resterà a lavorare in questa azienda a 1.500 euro netti al mese, sicuri, o va a fare il neoassunto dall'altra parte, senza la tutela dell'articolo 18 per i primi 36 mesi, a 3.000 euro al mese, correndo il rischio evidentemente di essere mandato a casa da un momento all'altro senza questa tutela. Secondo me questa è la vera chiave del problema articolo 18. L'articolo 18 probabilmente non ha creato negli anni, a 44 anni se non ricordo male l'articolo 18, perché era scritto nello Statuto dei lavoratori del 1970. L'articolo 18 probabilmente in questo frangente non crea questo tipo di mobilità all'interno del mondo del lavoro, mobilità di cui noi abbiamo bisogno. Per chiudere e per ritornare al punto fondamentale per cui noi ci siamo visti questa sera,
Io penso e spero che sulla base di quanto fatto un ordine del giorno, che non è un ordine del giorno della Camera dei Deputati, che come ricordava il collega ex viceministro Fassina in aula lo scorso anno in seno alla legge di stabilità, si diceva un ordine del giorno non si nega a nessuno, come per dire un ordine del giorno è un qualcosa vabbè che vi passiamo, ma tutti gli ordini del giorno sono passati nel dimenticatoio a Roma, alla Camera dei Deputati piuttosto che al Senato della Repubblica. Io spero che qui non succeda questo. Io spero che questo ordine del giorno, al netto di chi l'abbia presentato o di chi voglia portarlo avanti, cerchi di essere un collante fra tutti coloro che in maniera attiva, in questo caso, vogliono cercare di risolvere un po' le cose. Purtroppo di soldi non ce ne sono tanti, purtroppo il periodo è quello che è, ma io penso che soltanto in questo momento, attraverso questo passaggio, noi possiamo ridare un minimo di dignità ad una certa parte di politica ed un minimo di dignità alle persone che tutti i giorni non riescono a vedere un futuro. Perché, signori, queste persone un futuro non lo vedono. Questo signore che è stato intervistato prima nel filmato, che è di Udine, mi pare, questo signore qui, un futuro non lo vede. E quindi se fossero le 500, 600, 400, non lo so, la vedrete voi, la copertura la vedrete voi, quanto dare o quanto non dare. Se fosse questo, non sarà soltanto questo, attenzione, ma se fosse questo, un quid, un qualcosa, per poter ridare un minimo di dignità a queste persone e per far tornare a credere a queste persone che la politica si occupa fattivamente di loro, per quanto mi riguarda avrete sempre l'appoggio di tutti gli schieramenti politici. E quindi io penso che la cosa sia stata fatta bene e penso che il farò, e lo stiamo facendo, sia ormai tempo passato, è finita. Quindi da domani ci alziamo di nuovo e ci tiriamo sulle maniche tutti quanti, con colloqui, con contraddittori, con riunioni, con tutto quello che serve, anche con le parti sociali, e cerchiamo veramente di dare delle risposte perché i cittadini ne hanno effettivamente bisogno. Grazie. Bene, grazie Walter per averci fatto capire che i 50 milioni ce li possiamo scordare, ce ne serviranno almeno 300 milioni da come ci hai prospettato, visto quello che sta succedendo alla Camera anche in questi giorni. Ora, battuta a parte, si è parlato brevemente di risorse. Noi effettivamente quando ad aprile abbiamo presentato la nostra proposta di legge non avevamo indicato quelle che potessero essere né le risorse né le coperture, qualcuno si lamentava anche di questo, ma noi non l'abbiamo fatto apposta perché comunque sapevamo che tutte le proposte che potevano venire dal Movimento 5 Stelle sarebbero state bocciate, vuoi per demagogia, vuoi per populismo, e quindi abbiamo detto noi siamo qui per discuterne e troviamo una soluzione tra tutte le forze politiche, una soluzione che sia di buon senso e che ovviamente non abbia né bandiere né quant'altro, e ci siamo messi a disposizione anche appunto in commissione. Io a questo punto lascerei la parola a voi se avete delle domande, visto anche diciamo così, gli illustri ospiti che abbiamo, e se qualcuno vuole fare un intervento o porre delle domande, so che c'è un microfono che gira, ecco, c'è un microfono a disposizione, per cui se volete intervenire fate pure, altrimenti intanto che ci organizziamo, interviene quindi Paolo. Grazie, Prego. Buonasera a tutti, Paolo Perozzo, consigliere comunale di Udine. Io volevo dire una cosa, io sono solo da 1 anno e mezzo in politica, quindi da molto poco. Quando sento rappresentanti delle istituzioni dire stiamo studiando una determinata situazione, stiamo valutando, eccetera, io inizio a preoccuparmi. Quello che ho visto in quest'anno e mezzo è che quando una maggioranza vuole fare qualcosa lo fa senza chiedere a nessuno. È successo a Udine e sono state fatte delle scelte epocali, di epocale gravità e peso, senza che il Consiglio Comunale venisse minimamente coinvolto. Mi riferisco ad esempio alla fusione tra AMGA
ed era. E Udine non ha più una partecipata, questo l'ha deciso il sindaco. E nello stesso punto, identicamente, posso osservare che succede in Parlamento. Io ricordo, se ricordate anche voi, la senatrice Finocchiaro del PD, quando urlava contro il governo Berlusconi che utilizzava la fiducia per blindare il dibattito parlamentare. Bene, Renzi ha usato 95 fiducie. Quindi questa, anche se il numero non è esatto, ne ha usate moltissime. Quindi questo significa che quando una maggioranza vuole andare in una certa direzione lo fa. A me fa particolarmente specie che sentire da rappresentanti delle istituzioni cose tipo: noi dobbiamo capire cosa stiamo facendo, dobbiamo capire quali sono i numeri. Queste per me sono delle cose gravissime, perché faccio l'esempio dell'hospice a Udine. Prima il sindaco dice che lo vogliono fare, dopo dice che pare che non serva più, la regione dice che i soldi ci sono, dopo i soldi spariscono. Allora il sindaco recentemente ci ha detto: non si capisce, sembra che non ci sia la necessità di avere dei posti di hospice. Risultato, cioè, qual è il senso sotto? Che non c'è la volontà politica. Perché cosa ho fatto io personalmente? Ho scritto una raccomandata al presidente dell'azienda sanitaria, al direttore dell'azienda sanitaria, e ho chiesto a suo avviso quanti posti servono di hospice per la città di Udine, e nel giro di una settimana mi è arrivata la risposta in raccomandata. Quindi non serve studiare, dire stiamo cercando di capire cosa stiamo facendo, queste sono cose gravissime, i cittadini non le devono sentire. Cioè, o c'è la volontà o non c'è la volontà di andare in una certa direzione. E visto che la Presidente Serracchiani nel suo programma elettorale aveva il reddito di cittadinanza, adesso a mio avviso si tratterebbe solo di decidere come declinare questo reddito di cittadinanza, perché l'ha messo nel programma elettorale, se no deve giustificare agli elettori perché non lo fa. Sulla mobilità, e questo è un commento al dialogo incrociato tra Belci e Rizzetto, secondo me a noi in Italia non serve mobilità intesa nel senso che l'imprenditore deve essere libero di mandare via il lavoratore. No, la mobilità va intesa in questo senso. Noi abbiamo bisogno di un tessuto imprenditoriale che ritorni competitivo. Questa deve essere la mobilità, nel senso che un lavoratore non deve essere terrorizzato dal fatto di avere un contratto a termine, perché deve sapere che c'è un tessuto sotto che lo riassume immediatamente. E sono d'accordo quando Rizzetto dice che bisogna ridirigere le risorse, perché se vediamo in questo momento, ad esempio, la Regione finanzia a Udine l'intervento per la costruzione del parcheggio di Piazza Primo Maggio. Signori, il Movimento 5 Stelle si è dichiarato contrario per tanti motivi, sia dal punto di vista logistico che per la spesa. Considerate che quel parcheggio lì assorbe 11 milioni di partenza, perché poi vediamo dove andremo a finire, 11 milioni di denari pubblici. Sono 11 milioni destinati a costruire un parcheggio interrato. Ora, benissimo, il sindaco è convinto che sia utile, bene, ma chi ci va se la gente non ha lavoro? Cioè, capite qual è il punto? Per cui rivediamo piuttosto come stiamo spendendo i soldi, e anche quando si fanno le riforme, come la riforma della sanità, non serve secondo me solo tagliare ospedali, numero di risorse, bisogna andare a vedere, signori, come funziona il sistema, perché se il sistema ha poltrone strapagate, acquisti non controllati e cose che è meglio forse neanche dire in una platea di persone sensibili, questo non va bene, è questo che va riformato. Non bisogna tagliare una struttura, bisogna vedere perché il sistema sta assorbendo tanti soldi. Sono gli stessi soldi che stanno assorbendo le municipalizzate come era, che pagano delle prebende enormi
agli amministratori che sono messi lì dai partiti. Questi sono i nostri problemi, per cui è da lì, non è che non ci sono i soldi, sono buttati alle ortiche i soldi. Grazie. C'è qualcun altro? O io a questo punto direi eventualmente all'assessore se voleva già rispondere. Sì, prego, se no facciamo un giro. Buonasera, sono Paolo Molinari, io sono un sociologo e un ricercatore dell'IRES Friuli Venezia Giulia, però qui parlo a titolo personale io mi occupo da parecchio tempo di sistemi assistenziali e il reddito minimo, o come lo si vuole chiamare, da parecchio tempo, insomma una delle mie curiosità, diciamo, professionali e intellettuali. Io volevo soltanto consigliarvi con molta umiltà che bisogna fare estremamente chiarezza, ecco, di quali saranno o si vogliono in termini di strategie, perché andare in termini di politica attiva al lavoro o andare verso, diciamo, misure di contrasto della povertà sono due percorsi che non necessariamente sono disgiunti, perché in tutta il Nord Europa queste due tematiche sono fortemente correlate tra di loro, però l'assistenzialismo non è una brutta parola, ecco. Però capire quale strategia significa fare un po' una chiarezza iniziale fondamentale, ecco. Quindi è un consiglio che posso dare. La questione è estremamente complicata. Per le conoscenze che io ho dei sistemi analoghi a quelli che ci stiamo proponendo in tutta Europa, e nasconde, insomma, non solo la trappola della povertà, ma anche tante altre trappole, però insomma nulla impedisce, ecco, di conoscerle, di studiarle. Ecco, se posso essere utile ancora, sottolineando che in questa regione le esperienze che sono state fatte in passato, criticabili, il famoso reddito di base della giunta Illy, 33 milioni di cui si è citato prima, insomma, ecco, e il fondo solidarietà, di cui soltanto Franco Rotelli l'ha citato, ecco, è una buona pratica pluriennale, estremamente interessante per chi vuol capire dove andare, anche perché si possono capire tutte le tematiche che qui vengono citate come etichette o acronimi, il PAI, il progetto personalizzato mica è una cosa facile, il reinserimento sociale e lavorativo non è una cosa facile, parliamo di persone che hanno 60 anni, parliamo di persone che hanno 30, parliamo di famiglie. Bene, il fondo di solidarietà sono circa 10 milioni di euro, circa, per la Spagna secondo gli anni. La platea a cui si rivolge sono 8.000-9.000 persone, nell'ultimo anno estremamente molto in crescita. 300 assistenti sociali in tutti i comuni gestiscono questa complessità, direi con estrema facilità, che forse andrebbe anche conosciuta e forse andrebbe anche un po' valorizzata. Ecco. Non sono i 33 milioni del reddito di base, però insomma sono una platea di 8-9.000 persone e l'ISEE è a 7.500, non è lontano da quella a 8.000. Il reddito può arrivare anche a 750, è il massimo, però la cosa interessante è che è personalizzato, non è un contributo fisso stabilito ad hoc 600 per tutti, può essere 50, può essere 100, è misurato rispetto al bisogno. Forse questa è una buona pratica che potrebbe diventare oggetto, ecco, di studio e di osservazione, anche perché di questa buona pratica si conosce tutto. La regione Friuli Venezia Giulia è l'unica regione in tutto il paese che è dotata di una banca dati assistenziali, la chiamano la cartella sociale informatizzata, nessun'altra regione. Quindi di questi 8.000 è una misura un po' assistenziale, però ecco, non soltanto i provvedimenti e il PAI è assistenziale. Ecco. Di questi 8.000 o 9.000 si conosce tutto, chi sono, dove sono, la famiglia, quanto hanno ricevuto, che percorso. Il problema critico è che dura un anno, è il gemello di quello del Trentino, tanto per capirci, insomma, il Trentino fa 4x3, noi facciamo 6x2, non lo so, forse potrebbe essere anche il caso interessante di prolungare con questa misura, cioè, voglio dire che non siamo all'anno zero, insomma, ecco, però insomma, ecco, siccome non ne avete parlato, io vi invito insomma, per le conoscenze e le competenze che io ho, e di andare anche a guardare a questa esperienza, è estremamente interessante se si vuole andare sul concreto, perché poi stabilita la misura, stabilita la platea, stabilito il cosiddetto target, come dicono i miei colleghi mercato lavoristi, ma poi chi lo fa, come lo si eroga, in quanto tempo lo si eroga, chi fa i controlli, ecco.
se analizzate a fondo la misura del fondo solidarietà scoprite che i controlli sono una cosa seria e si fanno da più di 4 anni. Scusate se l'ho fatta lunga. Buonasera, sono Paolo Zuccaro, volevo ampliare il discorso, fare alcune considerazioni portando il problema dell'occupazione in ambito europeo piuttosto che regionale e nazionale, poiché il problema delle fonti delle risorse locali, regionali, nazionali è legato appunto, anzi le risorse della finanza regionale è legata ai parametri, ai vincoli e alle disponibilità, o almeno anche nazionali, che a sua volta, in seguito ai parametri, il vincolo di bilancio derivanti dai trattati europei, è legato alla struttura giuridica ed economica dell'Unione Europea, per cui indirettamente il problema delle risorse e dell'occupazione è un problema sì locale, nazionale, ma europeo, esattamente come anche ha ricordato prima l'onorevole Rizzetto. Da questo punto di vista gli strumenti, le risorse ci sono in Europa, le risorse ci sono, c'è chi ha il potere, ha un potere potenzialmente sconfinato di mettere in pratica politiche monetarie ed economiche volendo con l'obiettivo dell'occupazione, con l'obiettivo della piena occupazione, che attualmente non è certo l'obiettivo degli organismi che detengono questo potere, ad esempio la Banca Centrale Europea. Per cui sarebbe logico, sarebbe giusto auspicare che quando si affronta il problema del sostegno al reddito, dell'occupazione, si contestualizzasse anche questo fenomeno da un punto di vista del funzionamento dell'economia monetaria e dal punto di vista delle potenzialità degli strumenti appunto monetari su cui certo la Regione e lo Stato attualmente non ha alcun accesso, non ha alcuna possibilità. E quindi si pongo questa domanda che sta ricorrendo tra l'altro sempre via via, insomma anche il governatore Draghi sta riconoscendo la fallacia delle politiche monetarie, da un lato il limite dei mitici, potremmo dire, e anche infondati da un punto di vista macroeconomico, i parametri come il 3% deficit sul PIL. Chiedo, non sarebbe più giusto così caldeggiare, promuovere anche un superamento di questi parametri che poi sono collegati al patto di stabilità e quant'altro, e quindi invocare ovviamente è sacrosanto l'utilizzo corretto e giusto delle risorse pubbliche, quindi dei fondi pubblici, questo senz'altro, però in un periodo come attuale in cui la recessione è causata da una domanda interna eccessivamente debole, che quindi il problema non sono le politiche sul lato dell'offerta, cioè articolo 18 sì, l'innovazione, la competitività assolutamente vanno sempre perseguite e migliorate, però non potranno sortire effetti duraturi e significativi per sostenere la ripresa dei consumi e degli investimenti. Ecco, chiedo, non sarebbe auspicabile chiedere una spesa a deficit produttivo a livello europeo, cosa possibilissima, magari facendo i cambiamenti, i ritocchi ai trattati necessari, ma chiedere anche questo. Grazie. Solo una domanda per il segretario Belci e per Walter. Il problema dell'assistenza, l'assistenza non è il termine giusto, adesso non mi viene, ma non importa, il reddito minimo garantito è tutto quello che è sostanzialmente aiuto alle persone, specialmente in una visione che parli di trovare nuovo lavoro, di aiutare le persone a introdursi nuovamente nel mondo del lavoro. È
stato in qualche modo anche messo in discussione quelle che sono altre forme attualmente presenti e che sono abbastanza costose da quel che mi risulta, come per esempio la cassa integrazione in deroga e varie straordinarie, che di fatto sono la foglia di fico per dire teniamo duro finché possiamo, perché tanto l'azienda è decotta e morta, e che sottrae di fatto risorse anche a quella che potrebbe essere un'operazione più larga, che dà diciamo uno spazio e una possibilità anche a tanti che occupati non sono o sono occupati diversamente, liberi professionisti, persone diciamo che hanno un'occupazione diciamo saltuaria e tanti altri poi varietà di contratti. Tutto qua. Io volevo dire umilmente qualche cosa da parte di madre di figli che fortunatamente lavorano, ma però hanno fatto un percorso che è stata una cosa indegna. Allora, i contratti di lavoro a tempo determinato, che poi permettono con la sosta di un mese di riassumerli, eccetera, lei ha ricordato prima che non permettono di programmare un futuro, a una madre non permettono neanche di programmare, di fare un figlio volendo, o di mettere su famiglia, ma soprattutto volevo ricordare che in questo periodo che c'è stato, che siamo arrivati a questi livelli, c'è un altro discorso anche di fondo che i sindacati evidentemente hanno sottovalutato. Io seguo i miei figli, avendo anche operato col sindacato eccetera, avendo lavorato, un po' di esperienza ce l'ho. Allora mia figlia lavorava in un negozio e nel negozio sono state soppresse tutte le figure, per cui una responsabile doveva fare anche il magazziniere e questo ha portato anche a una riduzione di personale ovviamente. E la sicurezza, come fa una ragazza a fare il magazziniere anche usando dei mezzi che non sono proprio alla sua portata, eccetera, i bancali da scaricare e via di seguito? Dov'era il sindacato? Sulla nuvoletta rosa a festeggiare l'anniversario dello Statuto dei lavoratori, quando lo Statuto dei lavoratori non può essere applicato perché con i contratti determinati cosa vai a protestare? Sei a casa l'indomani. Altra cosa, la disoccupazione. Se i nostri amministratori scendessero un momentino dai loro scranni e venissero, non so, nei pronti soccorsi a vedere le liste che facciamo, agli uffici di collocamento, che anche qui in Friuli funzionano poco, le assicuro onorevole. Anzi, le posso far notare che addirittura le ditte appendono i cartelli di assunzione all'ufficio di collocamento, se poi va a vedere di quell'assunzione, a nero naturalmente, però affisso all'ufficio del lavoro. Ecco, quindi se scendessero a vedere quali sono, come fate voi dei 5 Stelle, a vedere quali sono i bisogni reali della gente, forse riuscirebbero a programmare delle leggi ad hoc per risolvere i problemi. Io direi che possiamo lasciare la parola eventualmente agli ospiti. So che il segretario Belci voleva già dire qualcosa prima, poi vi risponderà anche l'assessore Panariti. No, io avevo, come Rizzetto era stato interessato del mio intervento, io sono stato interessato del suo, magari se aboliamo dottore, che così io abolisco onorevole, siamo più tranquilli. Ecco. Allora, il problema della diffidenza nei confronti del sindacato, io credo che ovviamente è legittima, insomma, come io del resto ero diffidente nei confronti del Movimento 5 Stelle. Credo però che se si esce dalle semplificazioni, perché io ho voluto misurarmi con il gruppo consiliare, di essere stato l'unico sindacato se non sbaglio, a volermi confrontare con i consiglieri. Da quel confronto sono nati punti di incontro che hanno fatto superare le diffidenze. Io credo che lo dobbiate fare anche voi, perché il sindacato non è uno solo. I sindacati storici sono 3 e nella storia di questo paese noi per 10 anni siamo stati da soli e abbiamo subito, dopo i governi Berlusconi, scelte che non abbiamo fatto noi, che hanno fatto il governo Berlusconi con altri governi.
sindacati. Oggi le cose sono un po' cambiate, però sarebbe un errore identificare, fare, come dire, di tutta l'erba un fascio, perché abbiamo storie molto diverse tra CGIL e CISL, qui ci sono altri sindacati minoritari che ci hanno portato a fare anche, a avere scelte molto, molto diverse. Ecco, io credo una cosa, su cui mi pare che il Movimento 5 Stelle sia d'accordo, cioè che in Parlamento bisogna fare una legge sulla rappresentatività sindacale, perché è l'unico modo per dirimere, cioè per rafforzare il rapporto diretto con i lavoratori che noi abbiamo e per dirimere le questioni che sorgono tra sindacati. Questo era il primo tema. Il secondo, quando tu parlavi di tutele crescenti, questo è un altro dei trucchi della legge delega, perché non esiste, non cresce niente, gli cresce solo l'indennizzo, ma questo è diventato un contratto a tempo determinato come un altro, perché poi sei licenziabile esattamente come prima. Allora noi, il discorso che avevamo fatto col governo, su cui il governo però non è stato a ascoltarci, era quello di rivedere complessivamente lo statuto, perché se ci avessero detto in nome delle tutele crescenti per tutti ridimensioniamo l'articolo 18, noi saremmo stati disponibili a quella discussione. Non eravamo disponibili a quello che il governo diceva di voler evitare, cioè lavoratori di serie A e di serie B. Adesso li ha creati lui. Li ha creati lui perché c'è chi ha un pezzetto ormai di articolo 18, piccolo però, perché l'unica cosa che rimane effettivamente in campo sono i licenziamenti discriminatori che erano già previsti dal codice civile, non serviva l'articolo 18 dello Statuto. Quindi in realtà è stata fatta un'operazione tutta a perdere, con la quale il governo crea lui i lavoratori di serie A e di serie B. Allora questa partita secondo me in Parlamento va, se possibile, riaperta. Noi stiamo cercando di riaprire la partita in piazza perché non abbiamo altri strumenti. Forse ci manca anche un po' di fantasia, perché è vero che ripetere continuamente lo sciopero non puoi chiedere continuamente sacrifici alle persone, però secondo me il tema esiste tutto. Noi avevamo fatto una proposta precisa: eliminare tutte le forme di 47 sono ricevuti, no? Allora si riducano a 3: lavoro a tempo indeterminato con le tutele crescenti. La proposta che Renzi aveva fatto inizialmente era questa, noi eravamo d'accordo. Il rapporto a tempo determinato con causale, il rapporto, su cui anche al nostro interno c'era un dibattito, il lavoro interinale e il lavoro autonomo, 4 fattispecie e basta. Su questo noi non siamo mai stati neanche ricevuti dal governo, quindi non è che noi non avessimo le proposte, le avevamo. Nel momento in cui non ci si ascolta, ovviamente la scelta che siamo obbligati a fare è un'altra. Bene, so che anche il Presidente Rotelli voleva aggiungere qualcosa, o vuoi rispondere tu? Boh, prego. No, chiedo scusa se passo davanti. Sì, è interessante perché si crea un po' di dibattito. Sono d'accordo con Belci fino a un certo punto, nel senso che io sono sempre molto attento ad ascoltare le proposte. È anche vero che il sindacato in commissione lavoro pubblico e privato, 11ª commissione alla Camera, c'è. Non è che non c'è il sindacato legifera in commissione da noi, basta. No, legifera di fatto invece, perché quando il presidente della nostra commissione si chiama Cesare Damiano, io CGIL, quando ci sono i commissari della nostra commissione che sono di fatto sindacalizzati, ma voglio dire, non è che è una cosa brutta fare sindacato, ci mancherebbe altro, non sto dicendo questo, io sto semplicemente dicendo che su 45 commissari da noi in commissione lavoro almeno la metà hanno un trascorso, ma non soltanto un trascorso, che è di sindacato, e fanno ancora del sindacato. Quindi non è che la cosa, insomma, mi sembra che Damiano sia un sindacalista che ha fatto il sindacato. Sì, ex sindacalista, d'accordo. No, sì, siamo d'accordo. Ok, diciamo che però è
è un aspetto presente quello del sindacato, non è che ce ne dimentichiamo, è un aspetto presente in commissione da noi. Dopo io assolutamente sono favorevolmente stupito da quello che tu hai detto, nel senso che ce ne fossero a questo punto di parole così all'interno del sindacato. Sono anche favorevolmente stupito quando tu mi dici forse abbiamo abusato un po' troppo dello strumento dello sciopero, ma evidentemente è quasi l'unico strumento che in questo momento si riesce a portare avanti per far poter sentire la propria voce. Ora, quattro forme contrattuali ad oggi in Italia sarebbe auspicabile, ma è difficile. Mentre parlavi mi veniva in mente, hai detto sì, contratto a tempo indeterminato, tutte le crescenti, il contratto determinato con la causale, quindi in questo caso si crea un vulnus, perché attualmente il contratto a tempo determinato è a causale, quindi sarà da riformare il decreto Poletti che parla di a causalità rispetto alla causalità. Però forse qualche forma, non dico flessibile, ma ulteriore, trasversale ci deve essere. Prima, ieri si parlava con una persona che è qui seduta in sala, ad esempio del contratto a chiamata, cosa che si voleva cassare, abrogare, però ci sono delle attività, ad esempio, che con il contratto a chiamata, non so, il bar piuttosto che una sala convegni che deve portare vicino delle persone a lavorare con un contratto a chiamata, deve necessariamente utilizzare quel tipo di contratto che comunque è normato, che comunque ha dei contributi, eccetera, eccetera. Federico, molto velocemente, mi sembra che il tuo ragionamento fosse sì, noi parliamo di reddito minimo garantito, ma mi sembra che ci sia qualcun altro che ne sta parlando. Ora, secondo me non è tanto in quel sedimento di cui parlavi tu, cioè degli ammortizzatori sociali, ma ad esempio l'ASPI, che comunque potrebbe essere considerato un ammortizzatore sociale a tutti gli effetti, cioè l'assegno per la disoccupazione, potrebbe in un certo senso andare sotto quella campana di questo tipo di tutele. Interessante quanto diceva, non mi ricordo il professore, mi pare che vi siete già scambiati i biglietti da visita per poter continuare questo interlocutorio. Per quanto riguarda l'Europa, io sono d'accordo, il Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione per la rivisitazione ad esempio dei trattati europei. Ora, quando noi siamo presentati alle europee, uno dei nostri punti del programma era il Fiscal Compact, per esempio, per parlare di trattati. Secondo me il Fiscal Compact va cambiato in Italia, non va cambiato in Europa. Tant'è vero che l'Italia ha messo in Costituzione all'articolo 81 il pareggio di bilancio. È dall'Italia che si cambiano i trattati, non è tanto dall'Europa che si cambiano gli stessi. Serve però la volontà politica di poterlo fare, volontà politica che è scoppiata nella testa, tra l'altro, di qualche deputato della maggioranza, poiché lo stesso ex, e lo rinnovo, vice ministro Fassina, addirittura sconvolgendo metà Parlamento, 2 settimane fa ha detto no, dobbiamo rivedere i trattati addirittura, no? Quindi forse un po' di luce sotto quel punto di vista in fondo al tunnel si riesce a vedere. Va benissimo la legge di rappresentanza e rappresentatività sindacale, è una questione di numeri, come mi insegni, nel senso che ci sono dei numeri anche lì che ballano, il 3%, il 5%, avevamo iniziato rispetto all'organizzazione sindacale, anche lì si parla purtroppo di numeri, per me è purtroppo, però va fatta una legge. Abbiamo iniziato questo percorso in Commissione Lavoro da noi circa 8-9 mesi fa, l'abbiamo concluso, nel senso che dopo ci sono arrivate delle altre cose, ma lo riprenderemo, abbiamo iniziato a fare le audizioni su questo tipo di legge, eccetera. Chiudo con una provocazione, dopo mi dispiace, devo veramente andare, e a questo punto la chiudo all'ormai amico Belci. Io sosterrò qualsiasi tipo di emendamento che possa far godere della tutela dell'articolo 18 anche ai lavoratori dei sindacati. Tutto qui, grazie. Prego, lascio la parola al Presidente Rotelli, immagino voglia intervenire sul fondo di solidarietà di cui si parlava. Su questo mi lasci solo dire una cosa, tanto per tranquillizzare anche il dottor Molinari che era intervenuto prima. Noi ovviamente non è che abbiamo trascurato questo provvedimento, i milioni stanziati sono 11,5, noi proprio dicevamo, anche quando abbiamo provato a fare una ricerca di risorse, era anche da lì che volevamo partire, perché dicevamo ok, noi stiamo stanziando 11,5 milioni per questo fondo,
però come giustamente ricordava è un fondo che di fatto va a erogare al massimo 1.300 euro l'anno a un beneficiario che poi in quel caso può essere anche una famiglia, per cui è un qualcosa ovviamente completamente diverso rispetto a quello che avevamo previsto noi e comunque l'abbiamo sicuramente tenuto in considerazione. Prego Presidente. Ma certo non sarei così riduttivo, nel senso che il Fondo di solidarietà è già qualcosa di più ricco di quanto non potrebbe sembrare e che è già raccordato anche con il centro dell'impiego e che sta dentro dei percorsi e dei progetti individualizzati molto importanti che non possono essere trascurati e su cui appunto volendo basterebbe riversare quei 10 milioni che sono stati messi alla posta di bilancio lì e si potrebbe già rispondere a chi accusa, dice ma perdete del tempo a studiare. Ma io non so, io non faccio politico di professione, quindi non so bene come siano queste cose. Ricordo che nel 2008 ho partecipato attivamente a fare in modo che venisse identificata una misura, che poi il reddito minimo di base, delle giuntailli. Non mi ricordo grandi proteste da parte di nessuno quando fu cancellato dalla giunta Tondo l'anno dopo, non ricordo prese di posizione da parte di grandi organismi rappresentativi in passato a difesa o a proposta di reddito di base, anzi ricordo in modo neanche troppo lontano l'evidenza di molte resistenze, particolarmente da parte delle organizzazioni sindacali rispetto al tema del reddito di base. Penso che questa Giunta e questo Consiglio hanno tutte l'intenzione di affrontare concretamente e realisticamente questa questione. Penso che, non lo so se per i politici questo è giusto, per me, per quel che mi riguarda, penso che è bene studiare ancora, prima di farlo. Uno dice ma non avete avuto il tempo di studiarlo fino ad ora, ma no, forse non abbiamo avuto il tempo di studiarlo fino ad ora, ma non sottovaluterei l'altro aspetto che è appunto che è facile dire che una cosa va fatta, ma per fare una cosa, certo che ci vuole una volontà politica, ma ci vuole una volontà politica della maggioranza per riuscire a farla. Se la volontà politica è di una minoranza, tanto di cappello, ma non si riesce a fare le cose. Quindi certamente tutto è questione di volontà politica, ma costruire la volontà politica credo che sia anche un lavoro, e credo sia un lavoro che è degno di essere fatto. Mi pare che l'intervento dell'onorevole Rizzetto vada nel senso di dire dobbiamo costruire questa volontà politica, collaboriamo a costruire questa volontà politica e io aderisco certamente a questo invito di voler aderire a costruire questa volontà politica anche a freddo delle campagne culturali che affrontino questi temi più in profondità, perché non credo che la nostra società sia molto pronta ad affrontare in modo intelligente e complessivo questa questione. Ripeto, quando dico complessivo metterei molto anche l'accento sul tema dello sviluppo locale e sul tema di forme di sviluppo nuovo da cercare che possono consentire di produrre reddito per gente che altrimenti il reddito non lo ce l'ha e che non necessariamente deve ricevere il reddito attraverso l'erogazione monetaria diretta da parte dell'ente pubblico. Penso altresì che troppo spesso quando si parla di reddito minimo ci si riferisce a una specie di mutua per i lavoratori. Ben venga, però io mi immagino una platea molto più ampia di gente che probabilmente non accederà al lavoro, probabilmente non avrà un lavoro, probabilmente non è in grado di accedere a un lavoro, perché la verifica dell'esperienza di allora, di quell'anno in cui fu erogato il reddito di base dalla giunta IRI, fu che uno dei limiti era che molte delle persone non avevano gli strumenti, diciamo così, cognitivi per arrivare a accedere a un lavoro quando anche gli fosse offerto davvero. Questi sono problemi che non possono essere messi via, no? E che non stanno attualmente dentro alcune proposte di legge, e che invece vanno recuperate dentro proposte di legge e dentro dei percorsi se si vuole davvero arrivare a coprire i bisogni veri dei cittadini veri. Prego, lascerei allora la parola all'assessore per la chiusura. Brevemente, la volontà c'è, visto che è stata individuata una posta, il percorso è iniziato. Io evidentemente sarò antiquata, ma penso che a situazioni complesse si danno risposte complesse
e che la necessità dell'approfondimento sia una necessità inderogabile, perché di apprendisti stregoni nella mia vita ne ho visti e quindi non vorrei essere messa nel novero di questi. E mi pare poi di essere in linea con quanto detto dal Presidente della Commissione sulla questione e sul modo in cui stiamo lavorando. Il secondo intervento lo prendo come un contributo alla discussione, nel senso che mi pare si vada nella direzione di valorizzare tutti quelli che sono gli strumenti e le azioni della Regione Friuli Venezia Giulia, che i trattati vadano rivisti e che questo tipo di austerità sia insostenibile, credo di averlo detto più volte anche in tempi non sospetti. Evidentemente poi ognuno all'interno di quelli che sono i suoi ruoli e il suo spazio si muove in questa direzione. Sulla cassa in deroga ci sono una serie di ragionamenti che stanno facendo. Certamente la crisi ha amplificato alcuni di questi strumenti che erano stati immaginati come strumenti straordinari e poi sono arrivati. Il tema è però come raggiungere appunto una platea vasta di persone che di fronte alla crisi economica è in difficoltà e ha finito gli ammortizzatori oppure nemmeno gode degli ammortizzatori. E sicuramente la signora se n'è andata che raccontava la storia dei figli e delle mamme. Vorrei dire una cosa però, sono convinta che il Movimento 5 Stelle incontri le persone, vada nei luoghi eccetera, però non siete gli unici, cioè nel senso che io contesto fortemente questa posizione in cui solo noi facciamo questo. Voi lo fate bene, ma ci sono anche altri che si muovono sul territorio, che ascoltano il territorio e che parlano sulle persone. Trovo profondamente sbagliato questo tipo di contrapposizione, perché non è così, non è vero, non è reale. Cioè ci sono anche altri che fanno dei percorsi, magari diversi dei nostri, ma che sono dei percorsi di confronto e di ascolto sul territorio. Un'ultima battuta su Garanzia Giovani, perché insomma ci tengo in modo particolare, perché questo è stato un impegno davvero pesante, pressante di tutto il corso dell'anno e dell'anno precedente. Garanzia Giovani, la cooperazione attuativa che abbiamo messo in atto su Garanzia Giovani sta funzionando. Credo che siamo l'unica o una delle poche regioni in Italia in cui il percorso è iniziato. Vorrei però che fosse chiaro, in cui c'è, oltre al fatto che i ragazzi e le ragazze si iscrivono, vengono chiamati a colloquio e entro 4 mesi c'è una proposta, una parte di questi ragazzi, essendo iniziato in maggio, ha iniziato il percorso. Quindi abbiamo cominciato, non siamo fermi e abbiamo rispettato i tempi. Però su un'altra questione serve fare chiarezza. Garanzia Giovani è un insieme di misure che aumentano l'occupabilità delle persone. In questo momento è difficile che a ognuna di queste persone corrisponda un lavoro. L'importante è che corrisponda a un percorso di formazione, uno stage all'estero, un corso di lingua. Alcuni ragazzi sono già partiti per fare dei corsi di lingua all'estero, anche un lavoro, eccetera, e che vi sia, come dire, un percorso di avvicinamento verso il mondo del lavoro. Per creare posti di lavoro servono, come tutti ben sappiamo, lo diceva anche Franco prima, investimenti pubblici e privati. Rispetto ai NEET di cui si parlava, la regione Friuli Venezia Giulia è la seconda regione in Italia dopo le Marche per numero di NEET raggiunti in Garanzia Giovani, quindi insomma il percorso intrapreso sta cominciando a dare dei risultati ed è monitorato attentamente. Ecco, chiudo io. Dopo queste considerazioni voglio fare due ulteriori considerazioni. Una riguarda direttamente l'assessore Panariti e riguarda la formazione, perché le dico la verità, assessore, da consigliere ma soprattutto da cittadino sono anche un po', tra virgolette, stufo di sentire imprenditori della nostra regione lamentarsi del fatto che non abbiamo lavoratori specializzati
e che per questo sarebbero costretti o a delocalizzare o ad andare all'estero a cercare lavoratori. Per cui è una strumentalizzazione chiaramente che fanno, però appunto una risposta da questo punto di vista ogni tanto anche da parte sua e della Giunta, magari per rispondere diciamo a tono a queste uscite, forse ci vorrebbe. La seconda invece è, allora abbiamo capito che qualcosa state ovviamente facendo e io mi associo all'appello che ha fatto prima il segretario Belci verso l'accelerazione, un'accelerazione che secondo noi è importante, dovuta anche perché se questa sperimentazione deve partire entro il 2015, a questo punto io ritengo che sia doveroso arrivare almeno a dicembre 2015 e sapere già quanti soldi dovremo stanziare poi nel 2016, perché sennò poi ci ritroveremo anche nel 2016 magari a prorogare quella che è la sperimentazione, nel 2017 non sapremo cosa succederà e quindi quanto prima iniziamo appunto a sperimentare con tutto quello che poi può comportare questo iter, perché ovviamente ci saranno dei problemi, ci sarà qualcosa da rivedere, ma serve proprio per questo e quindi prima iniziamo, prima potremo affermare che anche in Friuli Venezia Giulia c'è il reddito minimo garantito. Le lascio l'ultima battuta, prego. Io penso che bisogna arrivare prima dell'assestamento. Ecco, perfetto. Ci prendiamo anche questo ulteriore impegno. Grazie mille a voi per essere stati con noi fino adesso e buon weekend a tutti. Grazie.